Rieccoci, ripartiamo dalle banche, nello specifico dalla Banca del Centro Veneto che, acquisita Bassano Banca, punta ora su Rovigo. La fusione entro luglio 2020. Le firme sono quelle di Gaetano Marangoni e di Lorenzo Oliviero, rispettivamente presidenti di Centro Veneto Bassano Banca e di Rovigo Banca. Il documento è un protocollo d'intesa che deve portare entro luglio 2020 alla fusione dei due istituti. Ci piace l'idea che prenda forma un polo del centro-ovest del Veneto, una realtà che sia capace di erogare servizi di buon valore, vicinanza ai soci, che sappia rispondere ai bisogni di tutti i nostri clienti. Quella che nascerà sarà una banca del credito cooperativo diffusa su 5 province, con 52 filiali, 400 dipendenti e quasi 13.700 soci. Una crescita dimensionale che ormai il mercato pretende, alla ricerca di miglioramenti sotto molti punti di vista. Ce lo chiede il regolatore, la BCE, la quale pretende da qualsiasi istituto di credito un controllo pressoché istantaneo dei rischi. L'allargamento del territorio presidiato però non deve snaturare la banca di credito cooperativo. Per questo verranno creati dei presidi sul territorio dove i soci non troveranno solo i servizi normali di mutuo o finanziamento. Troveranno risposte identitarie, quindi il bisogno di sostenere tradizioni, di sostenere sport, di sostenere cultura, e attività in cui il socio si ritrova e al quale siamo molto legati e non intendiamo assolutamente rinunciare.